C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ecco un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, grazie per essere in nostra compagnia. Quanti di voi si sono mai incamminati nel sentiero delle Creste in Maddalena? Tanti, la montagna di casa, ve la raccontiamo. 10 km, 600 metri di dislivello e circa 3 ore di tempo. Sono queste le cose da sapere per chi vuole effettuare l'itinerario delle Creste sul monte della città, la Maddalena. Si cammina nel bosco e si attraversa il Monte Denno, il Monte Salena, con rientro dalla via Bressana, usando i sentieri 913 delle Pozze, il 3V per le Creste e il numero 11 che rimane nel territorio di Nave e conclude l'itinerario al ristorante Grillo. Per maggiori informazioni su questo ed altri itinerari in terra bresciana, contattate il gruppo Escursionisti Brescia sui social. En pen cesa, en pen chimi, mego poro denisi. E così vediamo un po' come sono andate le cose a casa di amici. Siamo da Ottica Renzo in via Don Vender numero 12 qui a Brescia e siamo in compagnia di Wayad. Wayad. Tu vabbè, bresciano ovviamente non lo sei di origine, ma da quanto tempo stai qui a Brescia? Sono da 15 anni che qua. Beh, insomma, allora qualche parolina in dialetto bresciano magari la puoi capire. Sì. Non lo parli sicuramente, ma Parlo però, lascia quelle cose lì. che le pota Le colleghe di lavoro che lo parlano, allora... e magari lo parlo pensando che tu non lo capisci, invece qualcosa capisci. NP, N, chiesa, NPN. Cumu. Come me go pora de nisu. Sei stato bravo, a parte la tua disponibilità. Una parolina l'hai capita? Niente, hai capito nulla. O qualcosa hai capito? NP come un po'. No, Ah, un no. po', quello è un po'. È un MP in chiesa, un piede in chiesa. Vabbè, noi il cattolico, il cristiano, la chiesa. Tu magari sarai musulmano, immagino. Sono musulmano, sì. Quindi moschea. Quindi tu potresti dire MP è moschea, poi MP è in Kimi, che è il comune. Sì? Mego poro denisù, lo capisci questo? Mego puro di nisu. No. Io non ho paura di nessuno. No, non ho paura di nessuno. Ora siamo all'interno di questa bella e luminosa sede di Ottica Renzo in compagnia di Federico. Federico. Tu che fai di bello nella vita? Possiamo dirlo di che ti occupi? Certo, io mi occupo di marketing, pubblicità da tantissimi anni, dal 2010, sì. Beh, buono a sapersi, ci potresti tornare utile. Ok. Quando taglieremo delle teste, ovviamente in senso figurato, ci mancherebbe che la ghigliottina, come ai tempi di Robespierre. Allora tu Federico, sei un po' bresciano, capisci il dialetto? Sono esattamente camuno, però abito a Brescia da tanti anni. Ah, dalla Camugna, da dove? Nato a Breno e Maligno. Vabbè, allora magari il dialetto un po' si differisce, però molti termini, molto lessico è simile. Esatto, sì, esatto. Quindi questo lo leggerai sicuramente molto bene. Dai, vediamo come te la cavi. En pen cesa. Un pen cesa, un pen cumu, mego poro da nisu. Capito? Sì, da noi poi chi va in chiesa va anche in comune, ecco, quindi... Che significa questo, Federico? È che chi ha un po' di fede e chi ha qualche conoscenza in comune sicuramente non ha mai paura, ecco, questo è quello che ho inteso io. Vai sempre alla grande, insomma. Perché io ho un cugino che è stato assessore, grande lettore in chiesa, tra l'altro ha letto il Venerdì Santo in Vaticano. Vedi che lui non ha paura di nessuno, insomma. Esatto. Alla Quindi grande. lo dedico a lui questo, a mio Sì. cugino Giorgio. Oh, cugino Giorgio, allora sei un'istituzione, sei. Questo proverbio. È un pen cesa, un pen chimico puro da Mi lui. raccomando, mai litigare col cugino Giorgio perché l'amicizia è importante. Beh, sicuramente, certo. Va bene, da Ottica Renzo è tutto, alla prossima. Ciao, grazie.